Direttore Piero Gatto, al termine della partita del Montelepre qui al Don Pino Puglisi, è arrivata la sconfitta col Partinico d'Ace, però come abbiamo parlato con mister Giuseppe Guido, una partita che avete giocato in maniera diversa a livello tattico, anche a livello atletico. Insomma, già si riparte da domenica in cui si deve voltare pagina, inizia finalmente il vostro campionato di eccellenza. Sì, però consideriamo che tutto è importante anche questa Coppa Italia, ci tenevamo a fare bella figura, oggi in parte l'abbiamo affrontata bene, davanti abbiamo avuto una signora squadra che sicuramente, come ho detto la settimana scorsa, dirà la sua nel campionato di eccellenza quest'anno, e poi quando a questa grande squadra gli regali pure le occasioni di farti male, il gioco è fatto, perché noi tutto sommato fino al primo tempo abbiamo giocato oltre che alla pari, forse meritavamo anche qualcosa in più. Ci hanno punito con la prima conclusione in porta, con un regalo nostro. Secondo tempo, quando noi volevamo impostare il secondo tempo in una certa maniera per cercare appunto di vincere e passare il turno, abbiamo fatto un ulteriore regalo a questa squadra che, ripeto, non puoi regalare nulla, perché appena gli regali qualcosa quelli ti castigano, quindi è stato il secondo e il terzo, e poi dico, meritatamente il Partinico ha vinto la partita e quindi va bene. L'impressione però è che siete rimasti in partita sia all'andata che al ritorno oggi fino al 3-1 praticamente per tutta la partita di andata sino all'ultimo. Adesso inizia il vostro campionato, il mister Guida ha parlato di umiltà, perché per voi, per la Vezzi Montelepre, è un sogno che si realizza, come ha detto, di giocare in eccellenza, quindi è con umiltà e con grande coraggio anche da questa prestazione deve ripartire il Montelepre. No, a me non piace l'umiltà, perché comunque io non ci credo all'umiltà, io credo che comunque noi siamo in eccellenza per fare il nostro campionato, e noi comunque siamo in una fase ancora di sperimentazione, perché ripeto, non è che è passato tanto tempo da quando ci siamo riuniti per incominciare questa avventura, quindi siamo ancora in fase di lavoro, abbiamo un'altra settimana per farci trovare pronti al campionato. Questa Coppa è stata importante per vedere e capire tante cose, quindi io mi ritengo soddisfatto, contento, e quindi era giusto che andava avanti il Partinico in questa Coppa, quindi va bene così.